8 ore di treno e 2 cambi, uno all'andata e uno al ritorno, per percorrere in totale 360 km, come se si fosse andati a una media oraria di 45 km. Succede in Sardegna nel 2021 a chiunque si trovi a Nuoro, capoluogo di provincia, e decida di usare il treno per raggiungere Cagliari, capoluogo di regione. Una tipologia di viaggio che ovunque in Italia viene fatta ogni giorno da milioni di persone, ma che in Sardegna diventa una proposta solo su carta, perché è impensabile per un lavoratore come per un turista impiegare mezza giornata per percorrere un tragitto che l'auto coprirebbe in meno di 2 ore. La dimostrazione l'ha voluta dare ieri il Comitato Trenitalia Nuorese, che da anni si batte perché i binari a scartamento ridotto e a gestione ARST della tratta Nuoro-Macomer, essenziale per collegare il capoluogo barbaricino agli altri capoluoghi, vengano portati allo scartamento ordinario da RFI, società a gestione Ferrovie dello Stato. L'occasione sembrava finalmente arrivata con i fondi del Recovery Fund che arriveranno in Sardegna, ma il progetto non è passato. Da qui il viaggio del comitato a Cagliari, dimostrativo ma anche orientato a raggiungere Villa Devoto, sede della presidenza della regione, per incontrare il presidente Solinas, che però non era presente. Siamo arrivati con 4 ore di viaggio a Cagliari dopo un ritardo di 40 minuti, dopo un viaggio lunghissimo, in situazioni che non credo che rispecchino l'attuale capacità tecnologica. Non riusciremo in nessun modo ad uscire da una situazione di sottosviluppo che atavica. Un progetto, quello della rettifica della Nuoro-Macomer, legato a doppio filo con la costruzione ex novo della tratta Nuoro-Prato Sardo-Olbia e che darebbe compiutezza a una rete ferroviaria che servirà non solo i cittadini nuoresi che vogliano raggiungere gli altri capoluoghi, ma anche tutti quei viaggiatori, per lavoro come per turismo, che vogliano o debbano raggiungere Nuoro. Non si può sperare di attrarre turisti, sviluppo, di ridurre le masse di idrocarburi. Non è sostenibile, non è possibile.